È come fosse la vigilia, però effettivamente non è la vigilia perché comunque la gente non c'è, C'è poca gente. molto poca. Magari adesso la gente ha dormito un po' di più e adesso escono. Andranno da qualche parte queste macchine o no? Chi si aspettava di fare il pianone prima della chiusura dei confini e del blocco per 4 giorni di negozi, bar e ristoranti è rimasto deluso. Questo 23 dicembre, che doveva assomigliare di più ad una vigilia di Natale per la corsa, l'ultimo regalo è stato sicuramente anomalo. Poche le code fuori dai negozi, se non per alcuni marchi specifici. Plateatici poco affollati, in Calmaggiore nessuna ressa. C'è tanta gente in città. No, non mi pare. Non mi sembra, almeno secondo me. Guardi, a me quest'anno il Natale non me ne... No, proprio no... Passa la voglia. Sì, mi è passata la voglia, sì, su tutte le cose. Io li ho presi tutti oggi perché ero chiusa in casa fino a ieri, per cui oggi è l'unica giornata in cui posso. Abbiamo fatto tanti acquisti online, però anche qualcosa qui offline con mascherina e tanto gel sanificante. Mi sono trovata all'ultimo, come ogni anno. Qualcosa l'avete comprato su internet? Qualcosa. Negli storici, da Beltrame, sotto al salone, ai Nanetti, poco più in là, dietro al bancone si lavora, ma con poca voglia di scambiare due parole. Gli avventori dei locali osservano un Treviso oggi irriconoscibile. In città c'è molta poca gente rispetto agli altri anni. Io vivo all'estero, per cui sono venuto giù solo per queste vacanze ed è una situazione abbastanza particolare. Ah, oggi allora l'aperitivo. Sì, ma se no se lo portano a casa. Ormai siamo costretti.